Se non è un bollettino di guerra poco ci manca ed è ancora il vento a causare disagi e danni e in più occasioni si è rischiato il peggio. A Roe Alte di Sedico una sessantenne è stata travolta da un albero davanti a casa, un ramo l'ha colpita con molta violenza ad una spalla. La donna è in osservazione al San Martino di Belluno, non è in pericolo ma i sanitari proseguono con gli accertamenti clinici. Si è rischiata la tragedia anche a Sospirolo, dove il vento ha letteralmente divelto la copertura in lamiera della chiesa parrocchiale. Sembra un foglio accartocciato, è una grande lamiera che penzola pericolosamente sulla strada. Il tetto di questa chiesa non ha pace. Sono la 7ª volta che rifanno il tetto. Per fortuna che non è successo nulla di grave comunque. Quello è importante. Chiusa la strada comunale per alcune ore ci hanno pensato i vigili del fuoco a mettere in sicurezza la zona. Certo un bel problema e la soluzione che non si trova. In 100 anni per ben 7 volte il tetto è volato e la parrocchia è esposta per 70.000 euro per gli ultimi interventi. Non vedo via d'uscita perché il vento è sempre forte qui, il tetto è troppo alto. Non saprei cosa fare, guardi. Poche centinaia di metri e ad essere scoperchiato è questo locale di Dussano di Santa Giustina. Anche qui ci sono i vigili del fuoco. Stiamo attendendo i tecnici dell'Enel per lo sganciamento della corrente, in quanto la lamiera del tetto è andata a tagliare il cavo, per cui aspettiamo di mettere in sicurezza il tutto e poi procediamo. Tetti e piante cadute, sono decine e decine gli interventi, ma ad aumentare il lavoro dei pompieri c'è anche la neve. 30 centimetri di neve fresca caduti sul passo Monte Croce Comelico, mezzi in tilt e circolazione bloccata. La neve è su tutti i passi dolomitici, tanto che i gestori della viabilità raccomandano pneumatici o catene.